Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi ho invitato una persona che mi è molto cara, che è Fernando Maraghini. Ciao Fernando. Ciao Adele, buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché, insomma, l'ho conosciuto in una circostanza veramente molto bella, molto particolare. Lui è un regista, attore, produttore, insomma, si occupa di grossi progetti insieme a sua moglie Erika. E insomma ci siamo contattati perché ha girato un film che per me è una pietra miliare, soprattutto per la nuova pedagogia, perché voi sapete bene che nella nuova pedagogia noi abbiamo la psicosintesi educativa. E Fernando ed Erika hanno girato un film su Roberto Assagioli, il fondatore di questa meravigliosa disciplina, come vogliamo dirla, psicospirituale, perché poi alla fine è questo. Per cui Fernando, raccontaci un po' come è nato il progetto e come è nata questa avventura che poi ti ha portato un po' in giro per tutta Italia, per il mondo, insomma. Beh, è nata da una necessità, dalla necessità di contraccambiare quello che avevamo ricevuto dopo tanti anni di psicosintesi. Noi abbiamo incontrato la psicosintesi, userò spesso il plurale perché il mio viaggio di vita e professionale è strettamente legato a quello di Erika. Abbiamo incontrato la psicosintesi come pazienti, perché c'è stato un momento della nostra vita, intorno ai 30 anni, in cui abbiamo avuto la necessità di fare un po' chiarezza dentro il grande caos che alberga in ognuno di noi. E è stato veramente un incontro folgorante quello con la psicosintesi. Un amico, che poi è Andrea Bocconi, uno degli ultimi allievi di Assagioli, mi consigliò, essendo estremamente molto mio amico, non poteva seguirmi in termini così di pratica psicoterapeutica. Allora mi consigliò la dottoressa Carla Fani, che vive ad Arezzo, che è stata l'ex presidente della SIPT, no? E Carla, alla prima seduta, mi consegnò un libro, che è la biografia di Assagioli, scritta dalla Paola Giuretti. E io a casa divorai questa storia, questa vita incredibile, e me ne innamorai davvero in maniera immediata, perché l'incontro con Assagioli è per tante persone un incontro folgorante. Quindi, dopo tanti anni di benefici, di viaggi meravigliosi all'interno della psicosintesi, abbiamo detto forse è il momento di regalare ad Assagioli un po' del nostro tempo, del nostro cuore, perché lui ce l'ha condiviso, insomma l'ha condiviso con noi, l'abbiamo sempre sentito molto presente nella nostra vita, nonostante noi non l'abbiamo conosciuto per motivi anagrafici. Quindi ecco, il film è arrivato proprio come bisogno di gratitudine, di dimostrare la nostra gratitudine a questo grande benefattore dell'umanità. E quindi è nata questa cosa qua che io conservo Ecco. con grande affetto, con grande amore, come veramente una reliquia, direi. E ci tengo a dire, non è che noi siamo devoti ad Assagioli come fosse una religione, no. Però è indubbio che anche io l'ho incontrata in un momento difficile della mia vita, mi ha rivoltata come un calzino questo atteggiamento, questo modo di pensare, di porsi, e da lì è nato tutto il bello che sono riuscita a fare. Quindi anch'io ho una grande gratitudine nei confronti di Assagioli. Tanto grande che la psicosintesi è parte integrante dei nostri percorsi, diciamo, di studio, sia alla Libera Università che con Scuola Agire. La cosa che per esempio, a parte la meraviglia di come l'avete girato, con tutto questo alternarsi di immagini, musica e lettere di Assagioli e interviste ai vari personaggi che lo hanno conosciuto, sono veramente rimasta, a parte il fatto che avete intervistato anche me, ma non è quello, avete anche fatto vedere chi la psicosintesi la sta mettendo in atto in vari campi. Come vi è venuta questa idea? Ma guarda, studiando, perché a un certo punto, dopo aver letto e riletto i pochi scritti che Assagioli ha lasciato, per scritti pochi intendo quelli compiuti, cioè i libri, perché poi se andiamo all'Istituto di Psicosintesi a Firenze, là c'è l'archivio incredibile con tutti
le sue dispense, con tutti gli assaggiolini, tutti i bigliettini che lui scriveva, ma abbiamo cominciato a studiare altri personaggi che gli erano stati vicini. E poi è successa una cosa incredibile, perché sai, quando ti metti in cerca di qualche cosa, sono le cose poi che ti vengono incontro. E quindi, forse perché si era sparsa la voce della realizzazione del film, allora abbiamo cominciato a ricevere telefonate o mail di persone che a loro modo avevano avuto un incontro con Assagioli, quindi avevano la necessità di mettersi in connessione con noi. E questa cosa, Adele, è continuata per tantissimo tempo. Quando avevamo chiuso il film, sono venute fuori tantissime altre persone che ci hanno testimoniato la loro gratitudine, l'incontro con Assagioli. Faccio un esempio: Stefania Guerra Lisi, la studiosa, la professoressa che insegna all'Università Tor Vergata a Roma il metodo della globalità dei linguaggi, che è questa metodologia che lei ha creato in tanti anni, una metodologia che prevede l'arte come disciplina per aiutare le persone con disabilità ad avere una propria evoluzione, una propria dignità. Bene, lei durante un'intervista, lei non sapeva chi fossi, io mi ritrovavo lì perché stavo facendo questo servizio su richiesta di un'amica, alla domanda classica: professoressa, ci dica come ha messo a punto il suo metodo, la globalità dei linguaggi, e lei comincia dicendomi: avevo 20 anni, era nata mia figlia Elvira, nata con una grossissima grave disabilità psichica, nessuno mi sapeva aiutare, mi voleva aiutare, incontrai uno psichiatra che mi fu indicato come persona molto sensibile. Questo psichiatra era Roberto Assagioli, quindi io rimango fresciato, no? Nel momento dell'intervista dice: non solo mi ha incentivato e mi ha dato speranza e forza per affrontare da giovane madre quella che è stata poi la mia avventura di vita, ma mi ha proprio insegnato tutta una serie di metodologie che sono poi diventate la globalità dei linguaggi. Ecco, quindi capisci come Assagioli Incredibile. è incredibile. Quest'altra cosa è successa, un altro incontro suggeritomi da Cisternino, il compositore, mi regalò un libro di Scelsi, Giacinto Scelsi, il compositore, che all'estero è famosissimo in quanto veramente nei teatri viene ancora programmata la sua musica contemporanea. Nella biografia di Scelsi, Scelsi dichiara: io ho incontrato nel mio percorso di vita e di studio tantissimi personaggi incredibili, ma quello che mi ha maggiormente influenzato e che ha influenzato la mia musica è Roberto Assagioli, perché Scelsi andava giovanissimo in via a Roma, nella casa di Assagioli, ad ascoltare questi incontri. Quindi, insomma, e così tante altre persone. Assagioli ha influenzato direttamente o indirettamente una moltitudine di persone che poi hanno sterzato in una certa direzione la propria vita. E questo è successo a me come a te, insomma. Esattamente, infatti io adesso praticamente non faccio altro, sia nel teatro sia negli studi, ad applicare quello che ho sperimentato in prima Guarda. persona nella mia vita. Ora, vabbè, a parte il fatto che dopo questo film tu hai fatto un altro documentario sulla meditazione creativa, che è uno degli strumenti principi della psicosintesi. Ci vuoi parlare anche di come è nato quest'altro Guarda, progetto? il secondo documentario, che è un po' diciamo il punto di mezzo di una immaginaria trilogia che concluderemo a breve, dedicata ad Assagioli, è nato perché ho voluto raccontare come io e perché mi sono avvicinato alla psicosintesi. Quindi ho parlato, ho avuto la necessità di mettermi un po' a nudo, e quindi ho parlato della mia orfanitudine, dell'assenza di mio padre nella mia vita, di tutto quello che ne è conseguito, insomma tutta una serie di cose, e dell'incontro appunto con la psicosintesi e della forza che ricevo da anni attraverso la pratica meditativa. Quindi è un po' un viaggio, ho avuto questa necessità di tornare a fare i conti con me stesso, a chiudere questa sorta di cerchio. Sentivo la necessità di dover appunto ricongiungere. Il terzo progetto sarà completamente diverso, perché sarà una fiction tragicomica, perché stiamo scrivendo così questa storia legata alle subpersonalità. No, bellissimo. Stiamo immaginando all'interno di un albergo
dove un portiere riceve questi ospiti, ognuno con le proprie È manine. chiaro, E quindi fantastico. stiamo preparando C'era, questa cosa qua. sì, c'era quella scrittrice che disse che alla fine, citata da Bocconi, che la personalità è come un portiere, anzi scusa, lì è come un portiere che dà le chiavi ai suoi... Ci siamo ispirati, lei l'abbiamo messa anche nel film, in questo momento c'è un vuoto di memoria, la O'Neill, insomma, vabbè, non mi ricordo chi, ma insomma è citata anche nel Sì, nostro sì, film. si è citata anche nel film, infatti. Io allora a questo punto ti chiedo se tu, dato che è abbastanza, ci sono molte persone che mi contattano per la psicosintesi, ovviamente, ma il fatto che io l'abbia scelta come strumento all'interno dei percorsi io li chiamo di decondizionamento per genitori ed educatori che vogliono appunto avere un approccio molto più olistico all'educazione. A parole tue, spiegaci un pochino questi benefici che hai avuto, comunque del perché la consiglieresti, e sicuramente l'avrei fatto in questi anni, avrei consigliato a tante persone la Sì. psicosintesi. Guarda, innanzitutto una cosa che non è scontata, cioè andare a curiosare nel mondo della psicosintesi significa, in primo luogo, fare incontri bellissimi. Cioè, tutte le persone che io ho incontrato in tutti questi anni di pratica sono persone meravigliose. E non è così automatico, eh? È Quindi, vero. come dire, c'è già l'incontro con un mare di gente predisposta all'altro, all'ascolto, al viaggio collettivo. Quindi già questo ti mette insomma, ti dà delle grandi vibrazioni positive. L'altro aspetto che mi ha sempre colpito e che è uno dei punti di forza della psicosintesi è la possibilità in maniera autonoma di compiere un lavoro evolutivo verso noi stessi, con noi Vero. stessi, per noi stessi. Quindi, io mi chiedo quale altra, no, io non sono un conoscitore delle altre tecniche psicanalitiche, psicologiche, ma credo che pochissime mettano in condizione la persona di viaggiare in maniera autonoma. E questo viaggiare in maniera autonoma non significa escludere la collettività, anzi, assolutamente. Però ti permette la psicosintesi anche con piccole cose, con cose che poi si rivelano essere profonde, perché è nella semplicità che ci sta spesso la profondità. Ecco, ti permette di arrivare ad un livello di consapevolezza, secondo me, fondamentale e necessario in un momento in cui chi è che ci dà consapevolezza di noi stessi? C'è un mondo, il mondo esterno, il mondo dei media, il mondo delle immagini, il mondo dei contenuti vuoti. Se non facciamo questo lavoro, no, di riconnessione con, con la nostra storia, con il nostro pensiero, rischiamo di arrivare alla fine di questo grande dono che è la vita, senza aver conosciuto una parte almeno della nostra anima. E la psicosintesi ci aiuta in questa direzione. È molto semplice. Assagioli l'ha pensata, pur essendo capace di complessità, perché era un grande studioso, una persona estremamente colta, l'ha pensata in maniera semplice per aiutare le persone. E quindi questo è il Sì. grande, no? Uno dei grandi meriti che ha questa metodologia e il suo fondatore. Sì, io personalmente quello che ho riscontrato facendo psicosintesi ormai 25 anni fa è stato la forza che mi ha dato. Ero in un periodo molto difficile, mi ero lasciata col padre di mia figlia, aveva solo un anno, ero senza lavoro, quindi un Certo. periodo veramente complesso, però mi ha donato, aumentando la consapevolezza del mio vero sé, mi ha dato un'energia, una forza che adesso io restituisco alle persone con le quali faccio psicosintesi, Certo. perché le persone che mi contattano sono per lo più confuse, esattamente come ero io, stanche, disorientate, poi in questo periodo ancora di più,
E quindi facendo chiarezza su se stessi, perché è da se stessi che si parte per un cambiamento, non puoi cambiare il tuo ambiente se non parti da te, questo noi lo diciamo sempre. Ho riscontrato in questi anni, perché io sono molti anni che adesso restituisco quello che ho preso dalla psicosintesi, cioè i risultati che ho avuto in questi anni sono straordinari. E quindi ecco perché la psicosintesi è alla base di tutte le mie attività, perché so che forza riesco a dare alle persone che mi cercano o cercano insomma i nostri strumenti. Ecco. Guarda, tu hai detto delle cose bellissime. Tu sei una donna che ha tanti ambiti di applicazione, no? del proprio percorso di studio, percorso artistico. Io ti ho conosciuta in ambito teatrale, pur sapendo anche la tua esperienza cinematografica, televisiva. Ecco, la psicosintesi mi ha aiutato tantissimo nella mia attività teatrale. Che cosa mi ha aiutato a fare? A tenere a bada l'ego e soprattutto a portare un po' di armonia dentro dei contesti lavorativi e creativi in cui spesso è facile che certe energie si scontrino. L'energia egoica. Quindi mi ha regalato la pace, mi ha regalato la tranquillità. Io adesso sto per partire per la prossima settimana per la seconda parte della tournée di uno spettacolo che ho fatto per tutto l'inverno scorso e parto sapendo che il gruppo con cui ho vissuto dei momenti meravigliosi è un gruppo che in parte, scusate l'immodestia, ho contribuito ad armonizzare. Ma certo. Ma non e io chi hai delle doti, perché mi sono state insegnate delle tecniche. Esatto, ma è quello che faccio anch'io quando faccio training di teatro evolutivo con i gruppi che incontro. La prima cosa sulla quale lavoro è la coesione del gruppo, perché una volta che capisci le subpersonalità, una volta che capisci l'atto di volontà, una volta che capisci la trasmutazione delle tue energie, hai degli strumenti in più che come devo dire, non hanno come fine lo spettacolo, ma non solo, hanno come fine l'armonia di chi lavora insieme. È favolosa questa cosa. Anche perché, se mi permetti, Adele, solitamente quando incontriamo delle persone che giudichiamo fastidiose o con le quali abbiamo, non so, una reazione empatica avversa, attraverso la psicosintesi ne riconosciamo la fragilità. E Sì. quindi abbiamo una sorta di obbligo etico e morale di aiutarli ad armonizzare la loro componente della personalità e automaticamente facendo questo aiutiamo anche noi stessi, no? Perché noi siamo esseri relazionali, quindi abbiamo necessità di stare dentro un'armonia che viaggia a due direzioni. Quindi è questo il grande regalo della psicosintesi, giudicare meno e giudicare meglio, noi stessi e gli altri. Sì, soprattutto dire, ma questa persona che mi sta dicendo queste cose, quale delle sue subpersonalità ho attivato? Davvero, è così. Beh, allora non mi resta che augurarti uno splendido secondo round del tuo spettacolo meraviglioso che ho avuto l'occasione di vedere grazie a te l'anno scorso a Roma. E diciamolo, è uno spettacolo di Pinter con la regia di Stein. Esatto, di Peter Stein, che è un uomo che, a proposito di armonizzazione dei gruppi, ha basato tutta la sua vita lavorativa. Lui è il fondatore del Schaubühne, no? A Berlino, quindi di questi grandi collettivi teatrali, grandi collettivi di democrazia decisionale e creativa. E quindi, insomma, è un bel viaggio. E poi, durante questo periodo di tournée, inizieremo le prove del nuovo lavoro che debutterà a maggio del prossimo anno, sempre con la direzione del grande maestro. Quindi, questo è uno dei regali che io devo alla psicosintesi. Ora non so se abbiamo tempo, ma il mio ritorno nell'entourage di Peter Stein è veramente un ritorno che ha guidato Assagioli. Questo ne sono certo, perché magari in un'altra occasione ve la racconterò com'è andata. Sì, sì, nel prossimo incontro raccontaci proprio della parte della tua vita teatrale, che è un aspetto che per noi, perché il teatro
tu lo sai, ho scritto un libro su È questo bellissimo, argomento. bellissimo il tuo libro, davvero, te lo dico perché siamo amici, Grazie. è una bella Perché guida. il teatro è uno strumento evolutivo molto potente e che merita una trattazione a parte. Allora, a presto, arrivederci. Grazie Grazie, Fernando del tuo tempo. grazie a voi, alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando. Grazie. Arrivederci ragazzi, alla prossima chiacchierata.